Procura di Venezia ha chiuso le indagini dell'inchiesta Palude confermando le accuse di corruzione in concorso per il sindaco Brugnaro, i suoi collaboratori Cerone, Donadini e il magnate di Singapore Kwong. Le parti civili hanno chiesto più di 5 milioni di euro di risarcimento all'ex assessore Boraso e agli altri imprenditori coinvolti in un filone d'inchiesta Palude. Test antidroga, i gondolieri, il TAR ha reso obbligatorio l'esame del capello, respingendo così il ricorso presentato dal Cunipope contro il regolamento del Comune di Venezia del 2022. Emergenza abitativa a Mestre, dalla Rione Pertini l'appello al Comune: assegnatele perché non vengano occupate nella paura tra ladri di casa e quartieri ostaggio degli irregolari. Il ricovero del Santo Padre fa saltare tutti gli impegni che erano stati presi dal Pontefice per i prossimi giorni, tra questi annullato anche il giubileo con gli artisti veneziani, tra questi Ottavia Piccolo. Da questa sera in Piazza San Marco si apre ufficialmente il Carnevale di Venezia 2025, caratterizzato dalle zone rosse, primo appuntamento con l'amore nel giorno di San Valentino. Ecco chi sono le 12 Marie selezionate per il Carnevale 2025 alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Hanno tra i 19 e i 21 anni, prima uscita ufficiale in programma sabato 22 febbraio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la cronaca giudiziaria, perché sono state chiuse ufficialmente le indagini sull'inchiesta Palude, l'inchiesta che ha terremotato, come sapete, Venezia, confermate le accuse di corruzione in concorso per il sindaco Luigi Brugnaro, i suoi collaboratori Cerone, Donadini e il magnate di Singapore Kwong. Ora la parola passa alle difese che hanno 20 giorni di tempo per replicare, ma ci racconta tutto Filippo Fois. Le indagini dell'inchiesta Palude sono ufficialmente chiuse e la Procura ha confermato tra le altre l'accusa di concorso in corruzione al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ai suoi capo e vicecapo di gabinetto Morris Cerone e Derek Donadini, all'imprenditore di Singapore Chin Kiat Kwong. Chiusa l'indagine, si attendono nei prossimi 20 giorni le repliche delle difese. Questo filone dell'inchiesta ruota attorno alla trattativa di vendita dell'area dei Pili, 41 ettari tra San Giuliano e Porto Marghera, accanto al Ponte della Libertà, acquistati nel 2005 da Brugnaro, allora semplice imprenditore, come unico partecipante di un'asta del demanio per circa 5 milioni di euro e offerti poi al magnate di Singapore per 150 milioni. Un aumento di prezzo che, secondo l'accusa, andava a remunerare la promessa dei pubblici ufficiali di adozione dei provvedimenti edilizi e varianti urbanistiche, in particolare la promessa di raddoppio dell'indice di edificabilità dell'area, con interventi anche di carattere commerciale che avrebbero grandemente elevato il valore dell'area, consentendo alla società di Ching, realizzatrice dell'intervento, di ricavare circa 1,5 miliardi di euro. Sempre secondo l'accusa, Ching è stato allettato durante la trattativa dalla vendita di un immobile pubblico, Palazzo Papadopoli, ex sede della polizia locale, il cui prezzo è sceso da 14 a 10.800.000 euro. Brugnaro è stato eletto per la prima volta sindaco nel 2015 e dal 2017 la sua holding di imprese Porta di Venezia, che detiene anche la proprietà dei Pili, è in blind trust. Ora la parola passa alle difese. Intanto un risarcimento di 2,5 milioni di euro è stato chiesto dal Comune di Venezia nel filone di indagini dell'inchiesta Palude, che vede indagati per corruzione l'ex assessore Renato Boraso e alcuni imprenditori. È la richiesta maggiore tra gli enti che si sono costituiti parte civile. La città metropolitana ha chiesto 1,5 milioni, tra le società partecipate del Comune di Venezia, il Casinò di Venezia e ACTV hanno chiesto 500.000 a testa, AVM 200.000 euro. Test antidroga ai gondolieri. Il TAR ha reso obbligatorio l'esame del capello, respingendo così il ricorso presentato dal Cunipope contro il regolamento del Comune di Venezia risalente al 2022. Anna Maria Parisi. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. È la famosa massima del Gattopardo a sintetizzare quanto deciso per i gondolieri dal TAR del Veneto, cioè tra i previsti esami antidroga da sostenere presso la ULSS, rendere obbligatorio ai fini della sicurezza anche il test del capello ad ogni visita del lavoro, prevista con cadenza biennale e a loro spese. Ormai da 2 anni che si fanno. La decisione del Tribunale amministrativo del Veneto respinge così il ricorso presentato da alcune decine di gondolieri contro i previsti test tossicologici.
peraltro disposti dal Comune da oltre 2 anni, cioè già dal 2022. È stato fatto 2 anni fa un protocollo che c'erano anche questi test da fare, diciamo, questo passaggio. Di fatto la decisione di utilizzare il prelievo di un capello lungo almeno 3 centimetri per i giudici permette di conseguire un obiettivo di maggiore tutela dell'interesse pubblico. Così, testualmente nell'estratto della citata sentenza, è riferita ai 433 gondolieri più i sostituti Pope non di linea. Adesso il TAR si è pronunciato riguardo al ricorso che lo ha rigettato e ha legittimato il discorso di questi test. Test antidroga obbligatori anche per i tassisti acquei, sebbene con un distinguo: a sostenere a proprie spese il test antidroga del capello, obbligatorio i cosiddetti tassisti con il libretto di terza categoria, ovvero quelli cui il Comune impone di fare ogni anno una visita di controllo presso il medico del lavoro. Discorso diverso per i tassisti acquei con libretto di prima categoria. Dipendendo direttamente dalla Capitaneria di Porto, sono invece soggetti ad una visita medica biennale presso l'assistenza sanitaria al personale navigante, detta SASN. Prevede le spese a carico della Capitaneria, con un esame delle urine e non del capello, sebbene a campione, quindi a sorpresa. Tornando infine ai gondolieri e alla sentenza del TAR, ha obbligato i ricorrenti a pagare la somma di 3.000 euro. Ora non resta che attendere se gli stessi decideranno o meno di ricorrere al Consiglio di Stato. Dalla laguna alla terraferma, emergenza abitativa a Mestre, dal rione Pertini, appello al Comune. Dopo lo sgombero forzato delle scorse ore dell'appartamento occupato abusivamente al civico 57 del condominio Carrer ed ora murato da Insula, resta alto l'allarme per le possibili occupazioni abusive tra i 100 appartamenti pubblici popolari sfitti del quartiere Pertini a Mestre. C'è la paura, Giorgio, del racket degli appartamenti liberi. Ci spiega un attimo? Sì, qui abbiamo un quartiere di anziani, spesso anche soli, e quindi fatti del genere, occupazioni così illegali, violente come in questo caso, crea disagio, crea molta paura. E la paura deriva anche dal fatto che se ci sono delle persone che indicano quali sono gli appartamenti liberi, voi capite che è un pericolo per il quartiere intero. La casa al Pertini sgomberata con forza dopo l'occupazione abusiva con tanto di mobili, bicicletta, quadri, lavabo, cucina e quant'altro portati da una quarantenne mestrina con il figlio sedicenne e il compagno d'origine nordafricana. In precedenza la donna, e per 3 anni, aveva occupato abusivamente un altro appartamento, Mazzellarino. La casa murata verrà assegnata entro l'anno, promette ora l'assessore Venturini. È stato murato l'ingresso nell'attesa che nei prossimi giorni la ditta entri per effettuare i lavori di restauro e contiamo di assegnarlo entro il 2025. Tra le 4.500 famiglie del Pertini ora è iniziata la gara di monitoraggio costante dell'area, bussando anche di porta in porta, oltre che nel tam tam del passaparola. Abbiamo un forte comitato di quartiere che monitora il quartiere stesso e pronti, se ci fossero occasioni come queste, di intervenire immediatamente per bloccare le occupazioni, l'illegalità. Vero è che in comune, a Venezia e specie in terraferma, resta alta l'emergenza abitativa, con i bandi ERP fermi al 2022 e le assegnazioni in social housing che davvero pochi possono permettersi, con salari al di sotto della dignità umana e contributi sociali davvero risicati. L'appello al Comune e all'assessore Venturini affinché la situazione si sblocchi e le case popolari comunali sfitte e chiuse non vengano lasciate marcire nel degrado dell'incuria. La nostra richiesta è ristrutturate e assegnate.
A proposito di sicurezza, ordine pubblico, nella settimana appena trascorsa il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha adottato complessivamente 37 misure di natura dissuasivo-preventiva. In particolare tra DASPO, DACUR e avvisi orali sono stati erogati complessivamente 20 provvedimenti contro 13 persone verosimilmente coinvolte in una rissa scoppiata a novembre in un bar del centro di Venezia. Voltiamo pagina, andiamo a Spinea, nuova vita per l'ex discarica. Oltre 7 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza permanente dell'ex discarica di via Luneo a Spinea. La Giunta Comunale ha approvato i progetti di fattibilità tecnica per l'intervento nell'area, attiva negli anni '80 come discarica di inerti, sequestrata nel 2005 dopo le indagini avviate da ARPAV su un'anomala incidenza di malattie fra i residenti della zona. Un primo intervento, denominato Lotto 1, che interessa una superficie di circa 7.000 metri quadrati e l'intervento consisterà nella posa di un diaframma plastico sul perimetro dell'intera area e la realizzazione di un capping impermeabile sulla superficie con finitura a prato della parte superficiale. Intervento di messa in sicurezza sul cosiddetto Lotto 2, un'area di circa 40.000 metri quadri. Su quest'area verrà fatto un intervento di entità minore rispetto a quello del Lotto 1, con la messa in sicurezza e la realizzazione di diaframmature su un'area più piccola e la realizzazione di un capping superficiale su tutta l'area. Nel 2014 Veritas aveva avviato la messa in sicurezza della falda acquifera, dove si rilevavano concentrazioni di metalli pesanti ben oltre i limiti consentiti. Nel 2020 la Regione ha stanziato fondi per la bonifica di varie aree, fra cui anche l'ex discarica di via Luneo, che nel 2024 hanno superato i 3 milioni di euro, cui si aggiungono quasi 4 milioni e mezzo di risorse del PNRR. L'importo complessivo del finanziamento quindi messo a disposizione è di circa 7.700.000 euro e troverà completamento fra la fine del 2025 il Lotto 1 e la metà del 2026 per il Lotto 2. Nelle scuole del Veneziano manca più del 30% dei docenti. I precari che arrivano per le sostituzioni spesso devono rinunciare per la difficoltà di trovare casa a Venezia. L'allarme specifico arriva dalla CISL. Il sistema scolastico veneziano soffre sempre di più per l'assenza di personale di ruolo a tempo indeterminato. Si deve ricorrere sempre più spesso a personale precario che qui nella provincia e nella regione non si trova e dobbiamo accettare che arrivino personale da altre regioni. Anche la scuola, come altri settori, in questo caso pubblici, lamenta una carenza di organico che ne mina l'attività. Peraltro in un sistema come il nostro, che secondo la CISL di Venezia ha sì raggiunto svariati obiettivi negli anni, ma che presenta un livello di scolarità ancora troppo basso rispetto alla media europea. I posti vacanti sono oltre un terzo e dobbiamo ricorrere costantemente alla ricerca di personale supplente. Questo incide molto sulla qualità del servizio che viene erogato, soprattutto verso gli alunni diversamente abili che si trovano a dover essere supportati con insegnanti di sostegno molto spesso senza la dovuta specializzazione. Il calo demografico si sente comunque fortissimo anche nelle classi. All'anno scolastico in corso sono iscritti 90.518 studenti, vale a dire che rispetto al precedente mancano all'appello 1.720 ragazzi. Gli studenti saranno anche di meno, ma in Italia oramai si vive un fenomeno preoccupante di analfabetismo di ritorno, cioè di persone che non sono in grado di comprendere correttamente un testo scritto, se contiene un periodo ipotetico, e a volte neanche una frase sintatticamente elementare. Il tutto con insegnanti lasciati in balia di se stessi. Questi che arrivano da altre regioni si ritrovano problema a casa, problema di vivere in una città come Venezia dove il costo della vita è molto alto e molto spesso sono costretti a rinunciare. Abbiamo chiesto più volte sia ai enti competenti, ATER, Comune, Regione e Città Metropolitana di mettere a disposizione degli alloggi temporanei per queste persone che arrivano a volte anche per pochi mesi e per prestare un servizio che è essenziale nella provincia di Venezia. Il ricovero del Santo Padre a causa di problemi di salute fa saltare tutti gli impegni che erano stati presi dal Pontefice per i prossimi giorni. Tra questi è annullato anche il giubileo con gli artisti veneziani, tra questi l'attrice Ottavia Piccolo.
Papa Francesco è ricoverato a Gemelli, la sua permanenza in ospedale per accertamenti diagnostici e proseguire le cure per la bronchite tuttora in corso durerà alcuni giorni. Annullati perciò tutti gli appuntamenti del Santo Padre per i prossimi 3 giorni, compresa l'attesissima visita a Cinecittà, a cui doveva partecipare anche una delegazione veneziana lunedì, composta tra gli altri anche dall'attrice Ottavia Piccolo e da Giovanna Zabotti, co-curatrice del Padiglione Vaticano, alla prossima esposizione internazionale di architettura della Biennale di Venezia. Annullata anche l'udienza che sabato Papa Francesco avrebbe dovuto tenere in aula Paolo VI per il Giubileo degli artisti, mentre la Santa Messa di domenica a San Pietro sarà presieduta dal cardinale José Trentino de Mendoza, prefetto del Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione. Assume perciò ancora una maggiore rilevanza la presenza a Venezia mercoledì 5 marzo del cardinale Tolentino, che interverrà alla Scuola Grande di San Marco, all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, dove, grazie a un progetto speciale dell'Archivio Storico della Biennale di Venezia, sarà portato in scena attraverso l'arte, con la partecipazione straordinaria del coro della Cappella Marciana, uno splendido commento al Vangelo secondo Matteo. È un progetto speciale dell'Archivio Storico della Biennale di Venezia ed è il primo stupefacente, bellissimo risultato di restituire non solo alla discussione pubblica, ma anche al pubblico in quanto tale, proprio perché è un fatto d'arte, un capolavoro che sta nel giacimento inesauribile della grande civiltà europea, qual è il commento al Vangelo di Giovanni di Mastro Eckhart. Carnevale di Venezia, si parte proprio in queste ore. Zone rosse, alberghi pieni, indotto economico, ma a Venezia il carnevale è soprattutto magia, divertimento e un pizzico, ma solo un pizzico, di sana follia. Vera che alla regia della Kermesse come braccio operativo del comune è pronta. A questi giorni di grande lavoro l'impegno sarà massimo. Dalla sera di San Valentino, festa dedicata all'amore, fino a martedì grasso 4 marzo, Venezia vivrà di magia. Il tempo di Casanova. Questo è il tema scelto dal direttore artistico Massimo Checchetto, un tema che celebra non solo la figura ma tutto il periodo storico della città di Venezia. Il direttore operativo di Vera, Fabrizio Doria, presenta tutti i principali appuntamenti dei prossimi giorni. Domenica l'attesissimo corteo acqueo delle Remiere di Venezia in costume di carnevale. Qui le caorline, le puparini, le mascarete, tutte le imbarcazioni della tradizione della voga alla veneta si raduneranno alle 10:30 in punta della dogana per poi partire capitanate dalla Pantegana alle ore 11 e per giungere a Rialto per una grande esplosione di festa. Più avanti nel programma ci sarà anche uno show spettacolare sull'acqua con tante repliche. Grande show sempre dedicato a Giacomo Casanova all'Arsenale di Venezia, da venerdì 21 fino a domenica 23 e da giovedì grasso 27 febbraio fino a martedì grasso 4 febbraio, 2 repliche giornaliere, un grandissimo spettacolo di luci, suoni, fuoco, imbarcazioni nel bacino dell'Arsenale, una alle 18:45 e una alle 21. E non c'è Carnevale di Venezia senza le Marie. Nella splendida cornice di San Giovanni Evangelista sono state scelte le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2025. Avranno l'onore di rappresentare Venezia per un anno e inizieranno questo fantastico viaggio proprio dal Carnevale e alla riscoperta di Giacomo Casanova. Sono Beatrice Angiolelli, Giulia Ballarin, Elena Sofia Cesca, Michelle Canziani, Elisa Enache, Camilla Forcellini, Lisa Pierpaoli, Matilde Forese, Virginia Minto, Greta Donaggio e Camilla Zordan, mentre le 2 damigelle sono Lucia John e Beatrice Bettato. Questa è la 26esima edizione della Festa delle Marie, ideata dal compianto ed indimenticabile regista Bruno Tosi e oggi guidata con passione da Maria Grazia Bortorato, presidentessa della Festa delle Marie. Rappresentano Venezia, è la cosa che io ci tengo di più, devono rappresentare Venezia per un anno. E le ho ascoltate molto bene e mi sembrano molto interessanti, sono ragazze che hanno una certa cultura, hanno una cultura, amano Venezia
e sono felici, sanno la storia della Festa delle Marie che è importante e perciò direi che sono soddisfatta. Io le voglio protagoniste, devono conoscere Venezia, infatti faccio visitare i palazzi quest'anno. In giuria anche Camilla Marchiori, Maria dell'anno 2016, oggi brillante attrice, prima uscita ufficiale delle Marie 2025, sabato prossimo 22 febbraio, con passaggio anche sul Canal Grande. È bellissimo poter partecipare alla selezione, vedere l'emozione delle ragazze, mi fa rivivere il mio ricordo, ormai 10 anni fa questa parte, e però è bellissimo. Prima di lasciarvi al meteo vi ricordo che alle 20:10 c'è la sitcom Una buona giornata con Igor Barbazza e Davide Stefanato alla scoperta del Veneto alle 20:10, quindi con Una buona giornata. Vi lascio al meteo, c'è la sigla, buona serata.